Un rogo è divampato nel pomeriggio di venerdì nei boschi della Val Canzoia, alle pendici sud del Monte Saladen, in comune di Cesio Maggiore. Le fiamme, che non hanno mai raggiunto un'estensione preoccupante, sono state domate grazie all'intervento dell'elicottero dei servizi forestali della regione del Veneto, che ha potuto effettuare diversi cicli di spegnimento prelevando l'acqua dal vicino lago della Stua, coadiuvato dalla presenza dei carabinieri forestali in forze nella zona del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Nonostante le fiamme siano state domate nel giro di un paio d'ore, le operazioni di bonifica richiederanno un tempo più lungo a causa delle caratteristiche particolarmente impervie della zona che non ne consentirebbero il raggiungimento via terra. Curioso è che proprio sul Monte Saladen, nell'aprile del 2024, fosse divampato un incendio dalle caratteristiche molto simili, probabilmente dovuto a tempeste di fulmini, anche se al momento restano aperte le indagini dei forestali per appurare più precisamente le cause scatenanti del rogo, che rimarrà comunque monitorato per alcuni giorni per scongiurare la ripresa di nuovi focolai.